Allora, riprendiamo un po' la questione, Presidente. Camazzole, questo era un po' adesso il quid, dopo risponderà l'assessore anche a tutte le osservazioni che fate. Cosa si sta facendo? A che punto siamo? Camazzole, Veneto Acque sta ormai ultimando gli impianti di prelevamento d'acqua che dovrebbe servire gran parte del Veneto. Purtroppo Dovrebbe servire gran parte del Veneto, questo sì, è importante sì, sottolinearlo. va immessa l'acqua nell'anello degli acquedotti di tutto il Veneto e quindi è possibile da tutti i punti di prelevamento raggiungere quasi tutto il Veneto. Questo va a beneficio anche delle zone che sono soggette a inquinamento da FAS. Voi state parlando, io lo dico sempre perché per chi non conosce le tematiche e le questioni, acqua irrigua, agricoltura o acqua potabile, perché è la stessa cosa? Questa è acqua potabile. Acqua potabile, è acqua potabile prelevata dalla falda. Purtroppo lì siamo in una zona di risorgive. Le risorgive, come ben sapete, danno acqua all'irrigazione d'estate. Siamo in una zona critica in cui stiamo vedendo negli ultimi decenni l'abbassamento completo delle falde. Basti pensare che le risorgive negli anni 70-80 davano 13-14 metri cubi d'acqua, siamo arrivati l'anno scorso al minimo storico 1 metro cubo al secondo. Allora capite qual è la problematica e capite anche benissimo a questo punto i problemi si sono posti chi ha amministrato l'ente prima del sottoscritto quando sono apparsi all'orizzonte questi nuovi prelievi e tutto quello che è stato pensato e è stato fatto negli anni, perché qualcosa è stato fatto da parte anche del consorzio per quanto riguarda la ricarica della falda. E quindi capite benissimo anche le problematiche che si vengono a instaurare nel territorio di fronte a questi prelevamenti. Come ha ricordato poc'anzi l'amico Antonini, era stato fatto ancora nel 2012 un accordo di programma che prevedeva di fare delle ricariche della falda che a tutt'oggi non sono state fatte. Il Consorzio di Bonifica credo sia l'unico ente che si è dato da fare e che ha progettato assieme alla Regione Veneto e realizzato ben 10 ettari di ricarica della falda. Spieghi un secondo ai nostri telespettatori cosa vuol dire ricarica della falda. Allora, scusatemi se vi interrompo, però giustamente poi chi a casa ha piacere di capire bene. Allora, normalmente sono aree, un appezzamento di terreno all'incirca di 1 ettaro, in cui vengono scavate delle scoline profonde 60-70 cm della larghezza di 1 metro, in cui viene fatta scorrere l'acqua. Essendo queste scoline fatte in un terreno ghiaioso, l'acqua fatta scorrere nelle scoline percola e va a ricaricare la falda. Tra una scolina e l'altra vengono piantumate delle piante perché le radici delle piante, che normalmente sono frequentate dai batteri, sono come un fitodepuratore naturale dell'acqua. L'acqua che si infiltra, che è già di ottima qualità perché l'acqua che usa il Consorzio Brenta viene prelevata al Ponte Vecchio degli Alpini di Bassano, per cui è storicamente una qualità eccellente, percorre qualche chilometro nei nostri canali e viene immessa in queste scoline e quindi grazie anche al lavoro che fanno le piante e le radici, quando si infiltra diventa acqua potabile eccellente e quindi a disposizione anche per gli acquedotti. Perfetto. Relativamente a questo, qualcosa da aggiungere, Presidente? Così dopo possiamo dare la risposta all'assessore. No, credo che la disamina fatta dai colleghi, operatori e rappresentanti della politica sia molto chiara e ci sia la disponibilità e la voglia di ovviare a questi problemi, perché il prelevamento dell'acqua deve essere compensato anche da un rimpinguamento. Si festeggiano proprio in questi giorni 10 anni dai primi progetti che si erano messi in campo e confido nella politica e nelle associazioni di categoria che vogliono far squadra per risolvere veramente questi problemi, perché siamo convinti che l'acqua e soprattutto la qualità dell'acqua sia la cosa più indispensabile oggi per una continuità di vita, non solo per noi che rappresentiamo il mondo agricolo, ma anche per i consumatori, i cittadini, chiunque ne faccia uso, sapendo di essere consapevoli di averne anche un rispetto perché noi possiamo mettercela tutta, però allo stesso modo anche le persone devono avere
coscienza nell'utilizzo, nel risparmio idrico e questa è la talvolta cultura che faccio una banalità, anche lavarsi i denti e nel momento in cui con lo spazzolino ci si lava e si chiude il rubinetto può essere una prevenzione che a medio e lungo termine potrebbe dare risultati a tutti quanti. Assolutamente. Allora, Assessore, lei tra l'altro è stato, come ti ricordavo, un fuori onda sindaco a Cittadella un po' di tempo fa, però quindi ben ha seguito queste vicende. Sì, ma l'area nostra dell'Alta Padovana Vicentina è l'area più ricca d'acqua del Veneto, di acqua buona. È importante dire acqua buona, questo comunque che scende appunto dall'acquifero più grande d'Europa, che è quello dell'altopiano dei 7 comuni e della Val Sugana, quindi sicuramente la nostra ricchezza, abbiamo sempre detto, il nostro petrolio. No, non per altro le più grosse industrie di prelevamento dell'acqua sono in questo territorio, in questa falda, che anche questo bisogna che ce lo diciamo. Comunque acqua buona, io lo sottolineo, lei ci garantisce che è un'acqua controllata. La legge prevede che comunque l'acqua sia adoperata in primis per l'uso potabile delle persone e poi per l'agricoltura. Sono le due casistiche e poi per tutto quanto il resto, diciamo, per cui la prima cosa che si è posta come regione giustamente è riuscire comunque a creare questa rete degli acquedotti che è una rete che sta servendo quasi tutto il territorio del nostro Veneto. Diciamo che poi i prelievi non sono tutti a Camazzolle, se no non ce la fanno, ci sono anche da altre parti del Veneto giustamente, però l'idea di quest'area qui è che comunque quest'area in cui c'è questa importante appunto falda e questo prelievo sia messa in protezione anche dal punto di vista ambientale. Infatti noi abbiamo come sindaci allora dell'Alta Padovana sottoscritto insieme al consorzio comunque appunto questo accordo di programma che prevede che tutta quest'area sia messa in protezione. In quest'area dove ci sono questi prelievi non possono essere fatte determinate industrie, determinate operazioni agricole, sversamenti e tutto quello che si fa, quindi viene totalmente protetta perché è un bene comune di tutti i veneti. Ricordo che magari quest'acqua che gli ultimi pozzi porterà acqua nella zona di Chioggia e nel Basso Rovigo, nella zona della Bassa Padovana, dove l'acqua, lo sappiamo, viene attinta, gli acquedotti li attingono direttamente in Adige e in Po, quindi immaginate in situazione come l'anno scorso in cui i fiumi erano a zero, la presenza degli inquinanti era altissima e quindi abbiamo dovuto accelerare appunto per mettere in sicurezza la popolazione, quindi portare acqua pulita a questa popolazione vuol dire anche avere in riguardo la salute di queste persone, siamo tutti cittadini veneti. È chiaro che però noi facciamo un sacrificio come area, come falda, e quindi il progetto Democrito era proprio il progetto che è stato studiato perché in quei momenti in cui il fiume comunque Brenta è a dei livelli alti potesse rimpinguare la falda, perché qual è il problema della Brenta? La Brenta è un torrente più che un fiume, quindi avendo un regime torrentizio in molti periodi dell'anno è quasi a secco oppure viene giù la famosa Brentana che si dice alle parti nostre e spazza tutto, però l'acqua va velocemente al mare, quindi il progetto prevedeva il rallentamento dell'acqua del fiume per appunto poi deviarlo in questi progetti, in questi territori salvaguardati in cui potesse naturalmente rimpinguare la falda. È un progetto che è stato in parte finanziato, in parte che deve essere portata avanti e faremo di tutto perché arrivino i finanziamenti, però ci sono stati momenti di crisi economica, c'è stato un momento di passaggio politico anche nella legislatura e quindi i problemi che sappiamo, l'autonomia che si deve prima che ci porta anche un po' più di soldi per investire. Ma perché c'è il rischio secondo lei che non si giunga a compimento di quest'opera? No, il rischio non c'è perché c'è la volontà di farla, di andare avanti in questo sistema. Diciamo che non si aspettava così velocemente, almeno da parte anche di tecnici regionali, che ci fossero queste criticità climatiche così veloci, no? Perché questo sistema pensato 10 anni fa è stato già superato dagli effetti climatici dovuti al surriscaldamento che ha fatto vedere appunto periodi di grande siccità e periodi di grande piovosità, quindi ha un po' scombinato tecnicamente il progetto. D'altra parte dobbiamo trovare anche i finanziamenti e io ricordo che quando sono arrivato in regione noi siamo stati decurtati dal passato governo del 90% delle risorse
E quindi questo cosa. significa che con il resto 10% dobbiamo fare funzionare la sanità, la viabilità, le scuole, tutti quei servizi ai cittadini, quindi bisogna fare delle scelte e a volte un anno hai da chiudere dei buchi da una parte e quell'anno dopo devi poi, quindi avendo avuto quelli di prima probabilmente non saremmo neanche qui a parlare del progetto, sarebbe già bello terminato e questo è un po' il problema. Infatti, ecco, queste opere che sono state realizzate allo stato attuale cosa garantiscono? Beh, Quindi calcolando, sperando appunto, visto che c'è la volontà anche politica di portare avanti un certo progetto, però ipotizzando lo stato attuale, cosa... Allo stato attuale il Consorzio ha realizzato 10 aree di ricarica della falda per una ampiezza di 10 ettari e noi sappiamo benissimo che un ettaro riesce a rimpinguare la falda con 1 milione e mezzo di metri cubi all'anno. Per un fabbisogno quindi? È un grosso fabbisogno, È un grosso cioè fabbisogno. una quantità enorme d'acqua che viene a ricaricare la falda e quindi può essere utilizzata, altrimenti se ne andrebbe al mare. Ecco, perché è bene sottolineare qui che magari uno non comprende bene, che questa è acqua che si recupera di conseguenza, altrimenti andrebbe persa. Sì, non è che viene tolta da un bacino e spostata da un altro, quindi io ne ho di meno, viene recuperata. No, le aree di infiltrazione forestale cosiddette funzionano solo quando non c'è irrigazione e quando c'è abbondanza d'acqua, per cui entrano in funzione da settembre fino a grosso modo a marzo dell'anno dopo. E quindi si utilizza acqua che se non prelevata andrebbe direttamente al mare, viene trattenuta nel territorio e resa disponibile per essere prelevata quando ce n'è bisogno. Perché il fiume, quello che si vede in superficie, è solo la parte alta della falda. Perché alta e sotto. Sotto c'è il grande fiume che va molto più lento e quindi quando l'acqua scorre c'è un tempo veloce, in quanti giorni va l'acqua da Camazzole a Chioggia, arriverà in una settimana, no, forse meno, 4-5 giorni dopo un temporale l'acqua in mare, quindi persa. Invece se resta sotto, chiaramente i sedimenti la fermano e c'è un tempo di corrivazione, come si dice tecnicamente, molto lento e quindi è chiaro che tenendola sottoterra resta molto di più a disposizione. Assolutamente. Per fare no, ma ha fatto benissimo a precisare perché sono tutte cose, cultura e informazione che sono fondamentali. Non ci possono essere delle ripercussioni di altro genere attuando questo tipo di intervento? No, è da 10 anni, si parlava sperimentazione 10 anni fa, ma a 10 anni di distanza abbiamo visto e anche quantificato qual è il quantitativo che noi mettiamo, ma è anche certificata la purezza dell'acqua, cioè la qualità è ottima, è indiscutibile queste cose. Oh, questo è fondamentale perché abbiamo avuto non so quante domande, parlate della qualità dell'acqua, fateci capire. Le aree di cui stiamo parlando non è altro, se vogliamo, tradotto semplicemente, l'operazione di irrigazione che fa il contadino quando irriga il campo a scorrimento. È la stessa cosa, solo che noi lo facciamo quando l'agricoltore non irriga, in un periodo diverso, perché anche l'acqua di irrigazione, e questo è un altro, voglio sfruttare un altro punto in cui viene delle critiche che vengono mosse agli agricoltori, guardate quanta acqua sperpera quell'agricoltore per fare un quintale di fieno e non si capisce che quell'acqua, il 70-80% va in falda, va a ricaricare la falda. Il 10% evapora e solo una piccola parte del 10-15% viene utilizzata dall'agricoltura. Noi, Consorzio, abbiamo fatto la stessa identica cosa. L'agricoltore finisce di irrigare a agosto-settembre, noi continuiamo a irrigare nelle aree di filtrazione forestale. Continuiamo per tutto l'anno a ricaricare la falda come fa l'agricoltore quando irriga i campi. C'è un altro aspetto che è quello comunque quando l'acqua scende attraverso i materassi dei sedimenti, quindi parte dall'argilla alla sabbia, alle ghiaie, è un filtro naturale, quindi si purifica di sé. Cioè, questo è un aspetto che magari anche questo può essere utile per far capire l'importanza di questa cosa. Ecco, visto che ci siamo, so che non è una cosa, però vabbè, nelle aree che sono state contaminate PFAS, che dir si voglia, qual è la situazione attuale? Dopo una parentesi, perché veramente abbiamo avuto tantissime istanze di questo tipo, guardi, corretto diavolo. la prima cosa che è stata fatta dalla Regione è stata quella di mettere in sicurezza appunto gli acquedotti di quell'area, ponendo dei filtri appunto a carbonio attivo che hanno levato via questi prodotti dalle acque degli acquedotti.
Tra l'altro da lì il Presidente ha voluto anche fare che tutti gli acquedotti, anche fuori dall'area del FAS, avessero lo stesso sistema di filtraggio, perché abbiamo visto che funziona molto bene e che comunque mette in sicurezza tutto il Veneto. D'altra parte noi abbiamo avuto anche un finanziamento, mi sembra siano 40 e rotti milioni, per allacciare appunto con delle nuove condotte di acquedotti, portare l'acqua in quelle zone, ancora magari dalle aree nostre o da altre aree al di fuori dell'area del FAS, per portare l'acqua pulita, perché attualmente gli acquedotti si prelevano nell'area circostante, sì. Per cui questo è il problema. Quindi l'idea nostra è quella di portare l'acqua pulita lì dalle altre parti del Veneto, quindi sarà rimpinguata un anello di acquedotti in modo che risolviamo anche questo problema. È chiaro che poi questo inquinante non è che si leva, che è 50 anni, che è lì, che va avanti e indietro, non è che se lo levi via in 3 giorni. Abbiamo anche con i consorzi di bonifica diversi progetti, ad esempio quello di portare l'acqua dell'Adisi attraverso il LEB per purificare tutte le aree dell'irrigazione a scorrimento, eccetera, nelle aree rossa, quindi nell'area che va praticamente a nord di Lonigo, dico io, fino giù a Montagnana, e un progetto già a livello esecutivo con il consorzio Adesi Euganeo, altri 3 progetti sono a livello di progettazione con il consorzio Alta Pianura, e quello del LEB stiamo aspettando anche il finanziamento del piano di riego nazionale, che l'abbiamo presentato su quella tranche di finanziamenti ministeriali. Certo. Ci siamo mossi anche non solo per mettere in sicurezza gli acquedotti potabili e quindi la popolazione quello che si beve, ma anche per appunto fornire l'acqua di irrigazione nei campi pulita e nello stesso tempo l'acqua per gli allevamenti che sono in quella zona lì. Noi lì abbiamo anche fatto, come assessorato all'agricoltura, un bando del piano sviluppo rurale, dove avevamo messo a disposizione 3 milioni di euro per gli agricoltori dell'area, per mettere su, appunto, soprattutto dove c'è grande consumo d'acqua, che sono le stalle generalmente, o gli avicoli, eccetera, i sistemi di filtraggio che sono previsti, ecco. Quindi abbiamo messo in moto un po' di tutte queste questioni, e è chiaro che poi ci vuole la bonifica del sito, e lì vedremo poi cosa la magistratura dirà, perché ci sono anche delle indagini poi in corso. Ecco. Presidente, voi eravate preoccupati anche per l'agricoltura a seguito di queste contaminazioni? Sicuramente sì. Perché so che molti agricoltori... sia per gli allevamenti, che per chi produce ortofrutta in genere. Vi siete tranquillizzati? Cioè, qual è stata adesso la vostra posizione? Beh, gli interventi dal punto di vista politico, con le proposte anche sostanzialmente economiche in risorse, sembrano da accogliere. Voglio ricordare che noi come mondo agricolo utilizziamo anche acqua dei pozzi, e questa la rendicontiamo al demanio pagando una tassa annuale, e su questi pozzi a nostro avviso sarebbe giusto i controlli non fossero solo su quel tipo di acqua, di acquedotto e quant'altro, ma bensì anche nell'utilizzo di questi, perché alla fine se l'agricoltore deve pagare l'utilizzo di un pozzo, è giusto che gli venga anche riconosciuta la qualità dell'acqua di quel pozzo. Allora troviamo un equilibrio, una forma di equità, cioè se lo sosteniamo economicamente sarebbe giusto che anche le istituzioni dall'altra parte fossero riconoscenti per un'opera non solo di disponibilità economica, ma anche di controlli, che a nostro avviso sarebbero importantissimi. Rientra nella competenza regionale? Quella tassa la paghiamo al demanio alla fine. Beh, i controlli sulle colture sono stati fatti, dal Servizio Nazionale della Sanità, sono stati fatti i prelievi nelle colture, nell'ortofrutta, e state fatte tutte le analisi che hanno escluso comunque l'interazione tra il mondo vegetale e gli inquinanti, e quindi questo ci ha anche confortato, sì, però infatti, per mettere sempre le mani avanti abbiamo deciso di fare tutta questa strategia con i consorzi di bonifica. Quindi... perché poi c'era stato un tempo addietro anche, si era parlato di un'area un po' più estesa che poteva essere coinvolta da queste contaminazioni, no? Beh, l'area è quella comunque che è il bacino resta sempre quello. Il bacino è sempre quello più o meno, quindi la messa in sicurezza del nostro mondo agricolo, soprattutto quello degli allevamenti, era essenziale, quindi questo è un po' il messaggio che abbiamo voluto dare. E soprattutto prima la popolazione, prima di tutto. Per chiudere questo capitolo, direttore, ha qualcosa da aggiungere? Capitolo delle contaminazioni, poi andiamo in pubblicità per affrontare altri temi. Certo. Dica, certo, dica. No, nel senso che noi non possiamo non essere d'accordo con la politica
regionale, perché poi l'assessore Pan è molto vicino a questi problemi e quindi alle nostre anche sensibilità. Certo, c'è molta sensibilità su questi problemi e quindi che vengono tradotte anche con politiche corrette a livello regionale anche sotto l'aspetto economico, e quindi non far pagare agli agricoltori questa situazione di grave difficoltà che abbiamo a livello generale mi sembra un elemento importante. Però bisognerebbe far capire anche ai nostri telespettatori che quando si parla di sostenibilità, perché oggi il problema è la sostenibilità in agricoltura e quindi la riduzione dei fitosanitari, la riduzione dei concimi, la riduzione di prodotti anticritogamici e quant'altro, per essere sempre più un'agricoltura sostenibile. Poi vediamo però che questa sostenibilità che ci viene tanto incolpata al mondo agricolo non viene tanto poi messa nell'altro mondo, che è quello anche inquinante che noi oggi abbiamo qui PFAS, ma abbiamo anche in altre situazioni di gravità, l'EBE insegna. Quindi quando si parla di sostenibilità dovevo fare una politica generale di sostenibilità, non solo da una parte del mondo agricolo, ma complessivamente del sistema economico regionale. Entriamo in un fattore anche di cultura. Torniamo a ragionare anche su questi aspetti. Pubblicità, pochi secondi.